Cari telespettatori, siamo con Massimo Cestaro, segretario SPCGL regionale e naturalmente parliamo di temi che riguardano tutti quanti voi pensionati, ma non solo, quindi non solo le persone anziane. È vero, segretario? Assolutamente no. Che cosa presentiamo quest'oggi? È questo libricino, questo Vademecum, che sarà disponibile presso le nostre sedi nelle prossime settimane, che è una serie di consigli utili rispetto alle condizioni materiali delle persone, quindi come gestire i risparmi, come tenere rapporto con le banche, le attenzioni che bisogna avere rispetto all'utilizzo delle carte di credito piuttosto che le carte prepagate, il tipo di finanziamenti che possono essere il quantum, il percentuale di finanziamento che si può pensare di ipotizzare di fare oppure no, perché le persone anziane si trovano a sobbarcarsi delle spese improvvise, voi la badante per esempio. Esatto, ma appunto ci sono persone che si trovano improvvisamente indebitate, anche l'utilizzo delle carte di credito per esempio deve essere un po' accorto perché... E come fare? Che carta consigliate voi? Diciamo normalmente la carta, intanto tenere sempre separate le carte dal PIN per la gestione dei propri denari, perché se poi c'è il furto della carta e assieme alla carta c'è anche il PIN ti rovinano dal punto di vista economico. Diciamo le carte prepagate sono quelle in qualche modo più sicure, metti dentro la carta una certa cifra, 100 euro, 200 euro per la gestione di quella settimana. E vedi quanto consumi effettivamente durante un mese. Vedi quanto consumi e comunque in caso di smarrimento o di furto il furto può essere limitato a quella cifra che ci hai messo dentro, insomma, mentre con la carta di credito il furto può essere, se c'è anche il PIN dentro, il furto può essere importante. Se non c'è il PIN, se la carta di credito viene utilizzata per piccole cifre per cui l'esercente non chiede il PIN, in quel caso, fatta la denuncia, la banca può anche restituire i quattrini che sono stati rubati, a condizione che però non ci sia il PIN, perché così se c'è il PIN non si riesce a dimostrare che c'è stato il furto, insomma, ecco, questa è la cosa. Tra i vari consigli ci sono anche quelli che riguardano i testamenti e successioni da fare sempre per tempo? Sì, ripeto, sono attenzioni da tenere presente, perché appunto uno eredita una casa, poi bisogna capire, ci sono degli eredi, sono altri, quali sono le tasse che devo pagare, ci sono delle imposte, quindi sono piccole attenzioni che ognuno di noi deve avere, insomma. Gli investimenti giusti, un altro suggerimento, e soprattutto a chi rivolgersi? Beh, sostanzialmente a istituzioni e enti con i quali ci sia un rapporto fiduciario, penso insomma alla propria banca, ecco, bisogna starci sempre attenti. Non immaginare che ci possano essere regalie da sconosciuti, perché lì c'è la truffa. Nessuno ti regala niente. Nessuno ti regala niente, comunque il rapporto con le banche, insomma, che danno elementi di garanzia. Certo. Oppure andare alle sedi dello SPCGL, farsi dare un aiuto, un supporto, una consulenza, che è un'altra cosa fondamentale. Sì. Grazie segretario, grazie a voi di averci seguito e ci vediamo naturalmente prestissimo per un altro capitolo.